Come ci si sente a essere campione del mondo? Beh, è una soddisfazione enorme, è diciamo un sollievo, è un peso che dopo ti togli, perché alla fine dopo tantissimi anni che sei lì e spendi tutte le tue forze, tutte le tue energie per quello, è un sogno. Ho cominciato da molto piccolo, avevo 4 anni, la prima volta sono stato portato in pista, è stata una passione che mi ha portato un po' il papà, un po' mia mamma, perché mio papà era un navigatore di rally e nel tempo libero una domenica è successo che mi ha portato in pista e da là subito è partito l'amore, diciamo. Alla fine il tuo territorio è sempre il tuo territorio, dove è il luogo in cui sei nato, sei cresciuto e dove alla fine vuoi sempre tornare. Quando sei in giro ti manca sempre casa, perché qualsiasi posto vai a viaggiare che vedi cose nuove, però alla fine quando torni a casa ti senti sempre, è sempre un'emozione tornare a casa e sei sempre contento di stare qua. Un traguardo, un punto d'arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Quale sarà la prossima tappa? Quale sarà la prossima partenza per te? Beh, diciamo che non è un traguardo, diciamo che è un traguardo ma non è la fine, diciamo è proprio l'inizio, perché adesso sicuramente tutti i miei avversari così vorranno vincere loro e comunque sarò più preso in considerazione da tante cose. Diciamo che il sogno a cui punto è, diciamo, sempre la Formula 1. È un giovane del paese, quindi è molto più giovane di me. L'abbiamo visto crescere, abbiamo avuto altri modi di incontrarci in altre occasioni, per cui dico veramente non avrei mai pensato, e quindi 3 volte i complimenti a Paolo per questo traguardo raggiunto, e speriamo ne vengano anche altri. Grandissimi piloti che sono arrivati in Formula 1 sono passati attraverso il campionato del mondo kart, basti pensare, cito un nome per tutti, il più famoso forse, che è Senna, ma anche moltissimi italiani, quindi bravissimo, e questo sottolinea il fatto ancora una volta che il Veneto eccelle sempre negli sport motoristici. Purtroppo magari a volte non adeguatamente veicolati tramite la pubblicità, la stampa, però i risultati ci sono e come. Non farei come Rosberg, che adesso campione del mondo, si ritira, tu continui perché la voglia di correre è tanta. Sicuramente Nico ha avuto i suoi motivi per smettere, io non sto qui a sindacare i suoi, io voglia ne ho ancora tanta e ho ancora tanto da poter dimostrare, quindi continuerò sicuramente.